La dirigente scolastica accusata di aver proposto per le feste un concerto assai poco natalizio. Chiara Beato. Rimuovete quella dirigente. È la richiesta messa nero su bianco in una lettera che il sindaco di Tezze sul Brenta, Valerio Lago, ha fatto in queste ore al Ministero dell'Istruzione e alla Regione Veneto. A finire nell'occhio del ciclone la professoressa Rachele Curto, dirigente dell'Istituto Comprensivo del Paese. Il caso ruota attorno al concerto di Natale che, su iniziativa della dirigente, ha dato spazio a un repertorio di musica leggera, da Gino Paoli agli 883, preferito ai tradizionali canti natalizi. Sul caso si registra anche la presa di posizione del consigliere regionale Nicola Finco della Lega Nord, come il sindaco Lago, che ha protocollato una specifica interrogazione alla Giunta. Una vicenda grottesca, denuncia Finco, che giunge al culmine di una serie di provvedimenti allucinanti, come la comunicazione per iscritto alle famiglie di una inesistente soppressione del servizio trasporto del comune. Finco elenca una serie di episodi cui il comune non ha dato peso, ma quello del concerto natalizio, a quanto pare, non è stato tollerato dal sindaco. Uno sconcerto, prosegue il consigliere, una mancanza di rispetto per i nostri valori che a scuola vanno trasmessi, non generalizzati. In attesa della risposta, da Roma e da Venezia si aspetta anche la versione dei fatti della professoressa sotto accusa. E a proposito di scuole polemiche, monta la protesta per l'emergenza spazio.